L'ultimo passaggio ufficiale è stato il 12 novembre, quando l'architetto Maurizio Trevisan, incaricato dal comune di Bassano, ha illustrato le scelte sulla ristrutturazione del Ponte Vecchio alla commissione consiliare, in base all'autorizzazione della soprintendenza del 23 ottobre che consentiva di mantenere l'uso della pietra in quanto adeguata ai requisiti funzionali del ponte. Saranno riposizionate le pietre vicino alle balaustre, mentre nei 3,7 metri centrali ci sarà un battuto di materiali del Brenta con leganti di tipo cementizio ed elastico. Qui stiamo parlando di un manufatto monumentale classificato monumento nazionale, pertanto le scelte sul suo restauro devono essere affrontate in modo architettonico e con un'analisi filologica della sua storia, cioè non è che possiamo inventare nulla, la storia del ponte è quella, non può essere neanche una questione, se volete, di sentimenti personali o di piacere, o anche, se volete, di un gusto personale, ma deve essere fatta in modo tale che la sua realizzazione rispetti sia quello che è l'aspetto architettonico che l'aspetto della storia dell'arte. Il sindaco Elena Pavan, annunciando queste novità, ha parlato di un percorso di condivisione con la cittadinanza da qui all'inaugurazione della prossima primavera. Più che di condivisione si dovrebbe parlare di semplice comunicazione. Questo è stato deciso e noi ve lo facciamo sapere. Il progettista prossimamente farà una presentazione del restauro via web e solo post-Covid ci saranno delle iniziative museali sulla storia del ponte e la spiegazione delle scelte fatte per la ristrutturazione.